Oggi è giovedì 26 dicembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 26 dicembre 1938. A Berlino, dopo l'annessione dell'Austria alla Germania nazista, si gioca la finale nazionale di calcio tra la squadra campione regionale tedesca, l'Hertha Berlino, e quella austriaca, l'Austria Vienna. Finisce 2-2 e per regolamento la vittoria viene assegnata a entrambe. Per gli austriaci segna un gol l'attaccante Matthias Sindelar. Nessuno può immaginare che per lui sarà l'ultima partita. È ritenuto il miglior giocatore al mondo, soprannominato per questo il Mozart del calcio. Capitano della allora fortissima nazionale austriaca, è corteggiato dai migliori club del mondo. Ma Sindelar vuole restare a Vienna, innamorato della sua Austria come lo è della sua compagna milanese Camilla Castagnola, 29 anni, che ha lasciato l'Italia e l'insegnamento in un liceo per seguire il suo amore a Vienna, dove ha ripreso a insegnare, sotto osservazione dei nazisti, perché ebrea. Altro amore di Sindelar sono i bambini e le famiglie povere. A loro, memore delle sue umili origini, regala biglietti per lo stadio per dare loro momenti di felicità e dona anche aiuti. Il 23 gennaio Sindelar viene trovato morto nel suo letto, mano nella mano con Camilla, che muore anche lei poco dopo senza aver ripreso conoscenza. Frettolose indagini attribuiscono la morte della coppia alle esalazioni di una stufa a gas difettosa. Ma per molti, su quella improvvisa tragedia si allunga l'ombra sinistra della Gestapo, la polizia segreta nazista. Adolf Hitler, che voleva Sindelar nella nazionale tedesca, si era trovato di fronte al rifiuto del campione e a un grande affronto. Il 3 aprile 1938, allo stadio Prater di Vienna, con la nazionale tedesca si gioca la partita d'addio, prima dell'annessione, della nazionale austriaca. I nazisti si aspettano una vittoria facilitata, ma Sindelar trascina i suoi alla vittoria per 2-0. Segnano lui e il terzino Carl Sesta, che alla fine della partita sono gli unici che rifiutano di fare il saluto nazista con il braccio alzato. Sesta viene perseguitato e tenuto sotto stretto controllo dalla Gestapo. Sindelar è troppo famoso e amato per subire lo stesso trattamento, ma la sua ribellione non verrà mai dimenticata dai nazisti. Nel 2000 viene assegnato il premio di miglior calciatore del secolo al brasiliano Pelé e all'argentino Diego Armando Maradona. I più esperti commentatori lamentano che il calcio mondiale abbia dimenticato l'altro grandissimo, Sindelar, sparito improvvisamente dalle scene per una sola colpa: aver detto di no a Hitler. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.